Digita, clicca, friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. Poiché esto es Fiesta and let's stop partying tomorrow. friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. friulilanotte.net è facile, veloce. Digita, clicca. Ben ritrovati gentili visitatori di friulilanotte.net, un nuovo appuntamento con gli eventi in pillole ed in video per il fine settimana. Prima di iniziare fatemi innanzitutto ringraziare quanti di voi hanno contribuito al raggiungimento di un importante obiettivo che abbiamo raggiunto nella giornata del 1 maggio 2014. Infatti in quella giornata abbiamo stabilito un nuovo record di presenze e di visite all'interno del nostro sito, abbiamo superato le 5.000 visite in una sola giornata. Grazie, questo ci fa onore, ci dà la forza e coraggio di proseguire con l'inserimento di sempre nuovi eventi, in particolare non solo i principali eventi della regione, ma come ultimamente stiamo facendo anche gli eventi più localizzati e gli eventi quelli diciamo definiti minori. Grazie allora per questo obiettivo e partiamo subito con gli eventi del fine settimana, in particolare per la giornata di domenica 4 maggio 2014. Allora iniziamo subito con un paio di marce come di solito facciamo per gli sportivi. La marcia di Calendimaggio è quella che si terrà a Ruda in provincia di Udine domenica, dove l'Unione Sportiva Acli organizza appunto la 42esima marcia di Calendimaggio. L'iscrizione sarà aperta fino alle ore 10 del mattino presso il ricreatorio Don Valeriano Lepre e la partenza è prevista dalle 9 alle 10. Maggiori dettagli come per tutti gli eventi che ora vi elencherò all'interno del nostro sito. Abbiamo anche un nuovo motore di ricerca in home page, digitate la parola chiave dell'evento che state cercando o che appunto vi siete interessati tra quelli che ora vi elenco, dopodiché premete invia, cerca e quindi compariranno tutti gli eventi con quella parola che state appunto individuando. Proseguiamo allora con un'altra marcia molto importante in regione, un nuovo appuntamento anche per quest'anno è la marcia delle rane, Rannis di Corse a Rivis al Tagliamento nel contesto della sagra del paese. Domenica la Proloco organizza quindi la seconda marcia non competitiva, Rannis di Corse, con 3 percorsi rispettivamente di 8, 13 e 21 km. La partenza è prevista alle 8.30, alle 9.30 del Parco Festeggiamenti, come detto, della Sagra delle Rane sul greto del fiume Tagliamento presso Rivis al Tagliamento. Quindi marcia delle rane, ricordatevi alle ore 8.30 fino alle 9.30 si possono ricevere le iscrizioni. Festa regionale della ricotta friulana. Andiamo quindi a Venzone, ma non solo, perché in questo weekend tra sabato e domenica presso le latterie di Venzone in via Pontebana si ripete la tradizionale manifestazione legata alla ricotta friulana con assaggi, degustazioni e menù a base appunto di ricotta. La 10ª edizione vedrà la partecipazione di 8 latterie, come dicevo, quindi non è solo Venzone del Friuli Venezia Giulia, ma potete andare anche a Mortegliano, Fontana Fredda, Venzone, Enemonzo, Talmassons, Tricesimo, Ugovizza, Lavariano. Secondo e seguente calendario. Il calendario è quello del 26-27 aprile che è già passato, per cui non ci addentriamo, ma quello che a voi interessa è questo sabato e domenica, quindi 3 e 4 maggio. Potete trovare caseificio sociale cooperativa Fontana Fredda, via Carducci 7, oppure latterie di Venzone in via Pontebana 5, Venzone, o ancora caseificio Val Tagliamento a Enemonzo, provincia di Udine, latteria sociale di Talmassons, appunto a Talmassons, latteria sociale intercomunale di Tricesimo, via della Soima 8 a Tricesimo e cooperativa Val Canale in via Pontebana 24 a Ugovizza, Malborghetto, Valbruna, sempre provincia di Udine. Mentre invece la prossima settimana, già vi do un'anticipazione, quindi sabato 10 maggio 2014, latteria sociale turnaria di Lavariano, appunto nel paese Lavariano, piazza San Paolino 7. Ovviamente detti così è difficile da memorizzare, ma cercate appunto la festa delle ricotta nel nostro motore di ricerca oppure nelle varie categorie divise per provincia, ad esempio se quella interessata è quella di Udine, sfogliate per sabato e domenica e troverete il vostro evento. Proseguiamo con la festa di primavera, andiamo a Dandolo di Maniago, Sagra Dandolo di Maniago 2014, la festa di primavera che si terrà dal 3, quindi inizierà proprio sabato fino al 18 maggio, fornitissimi chioschi con specialità,
potete trovare toro allo spiedo, alla brace, la spaghettata con cozze, vongole, paella, vini tipici locali, oltre al tendone giovani dove potete trovare la migliore birra, quindi una birreria, paninoteca e l'happy hour, gare di briscola, ballo con ingresso libero. Quindi festa di primavera per la Sagra Dandolo di Maniago, questo weekend inizia fino al 18 maggio. Festeggiamenti di Santa Lucia, andiamo nel vicino Veneto orientale, Fratta di Fossalta di Portoguaro, musica e enogastronomia, specialità del cuoco Martino, ma anche la pedalata magica lungo le strade del Nievo, senza dimenticare lo spettacolo pirotecnico. Questo è il programma dei festeggiamenti della Sagra di Fratta di Fossalta, appunto, che propone dall'1 fino al 18 maggio, tutti i sabati e domeniche, cucina del cuoco Martino che proporrà anche un ricco menù. Quindi cercate eventualmente maggiori dettagli nel nostro sito sotto Sagra Fratta Fossalta. Proseguiamo, terra di magici sapori, andiamo invece a Monfalcone, siamo in provincia di Gorizia, gusti e prodotti del Carso saranno protagonisti già da venerdì 2 maggio, ma anche per l'intero weekend, nella manifestazione Terra di Magici Sapori, una vera e propria full immersion tra dimostrazioni culinarie con tanto di maitre, chef, incontri con testimonial di primo piano, spettacoli di musica, cabaret, confronti con scrittori ed esperti. Tantissime sono le proposte, ad ogni modo in Piazza della Repubblica saranno allestiti un vero e proprio studio televisivo per seguire la preparazione dei cibi, una serie di gazebo per l'esposizione dei produttori locali e 4 postazioni per l'anteprima del mercato del cibo del gusto che poi continuerà a giugno e a luglio. Per cui vi ricordo, a Monfalcone, se siete da quelle parti o ci volete andare e siete interessati a questo evento, Terra di Magici Sapori. Andiamo a Tavagnacco invece e proseguiamo con le sagre della stagione che sono iniziate già con il 25 aprile ma proseguiranno fino a fine settembre. Siamo a Tavagnacco, dicevo, per la sagra degli asparagi. La festa è arrivata ormai alla 78esima mostra degli asparagi a Tavagnacco. Quest'anno la manifestazione si svolgerà nelle giornate dall'1 fino al 18 maggio 2014. Il calendario darà anche la possibilità di abbinare l'enogastronomia con divertimento, quindi non solo asparagi e piatti tipici locali, ma anche divertimento, balli, musica, sport, cultura. Saranno riproposti i laboratori del gusto. A riguardo troverete nel nostro sito, all'interno dell'evento della Sagra degli Asparagi di Tavagnacco, la locandina dedicata. Sotto, in fondo all'evento, troverete proprio la locandina Laboratori di Gusto, durante i quali verranno illustrati, degustati i migliori abbinamenti tra piatti a base di asparagi e vini friulani. Quindi se vi abbiamo incuriosito, festa degli asparagi Tavagnacco, cercate subito l'evento nel motore di ricerca. Asparagorgo, continuiamo in tema di asparagi di stagione, quindi di aprile e maggio. Andiamo a Gorgo di Latisana, una frazione vicinissima proprio alla città della Bassa Friulana, dove potete trovare ancora per qualche giorno, quindi ultimo weekend di festa, la sagra degli asparagi Asparagorgo 2014, si chiuderà domenica 4 maggio, era iniziata già a San Marco il 25, appunto il promotore è il Comitato dell'Asparago Bianco, ma anche il Circolo Giovanile Gorgo con il patrocinio della città di Latisana, la regione Friuli e la provincia di Udine. A Gorgo di Latisana da più di 40 anni si organizza questa festa tradizionale degli asparagi della Bassa Friulana. Tutti gli eventi, tutti i programmi in calendario nel nostro sito, come ho già detto ormai più volte. Lignano in Fiore, spostiamoci poco più verso la città balneare. Lignano in Fiore è una nuova edizione, quest'anno come sempre si svolge sempre al Parco Hemingway, sempre più ricca, e ormai siamo giunti alla 27esima edizione della festa di primavera. Classico appuntamento quindi primaverile, la festa si svolge dal 1987 tra la fine di aprile e i primi di maggio. Ci saranno moltissimi eventi, anche qui abbiamo una locandina interamente dedicata agli eventi del Parco Hemingway per Lignano in Fiore, per cui una locandina in PDF che potete aprire e quindi analizzare giorno per giorno tutto il programma, perché è veramente ampio e completo, cercando l'evento nel nostro sito. Mostra dei vini di Basalghelle, andiamo allora perché fino al 16 maggio ci sarà questa importante festa chiamata anche la Sagra di San Giorgio, non solo una festa come detto, ma qualcosa che rimane, un momento di festa e condivisione. Numerosissime le specialità gastronomiche per gli amanti tra di voi delle tipiche sagre paesane, ma anche un evento di cultura e tradizione popolare. Attenzione, perché anche per i bambini numerosi eventi a questa sagra, vi saranno laboratori di creatività
giochi all'aperto in compagnia di artisti animatori, una ricchissima pesca gastronomica. Andiamo a Chionsinfiore, molti di voi stanno cercando questo evento nel nostro sito www.friulilanotte.net. Dalle nostre statistiche infatti pare proprio uno degli eventi più ricercati di questo weekend. Chionsinfiore 2014 dall'1 al 4 maggio, appunto ore 18, potete trovare già l'happy hour aperitivo tutte le sere, di ore 18:30 invece apertura di chioschi, fast food, musica con DJ. Dalle 21:30 potrete invece trovare le band musicali, serata musicale ad esempio con gli Alter Ego, oppure potete trovare sabato la festa della birra sempre al coperto e il gruppo dal vivo i Toys, un'altra cover band. Andiamo invece per domenica 4 maggio, potete trovare l'edizione di Chionsinfiore già dal mattino, la mostra mercato quindi di piante, fiori, stand gastronomici aperti sia a mezzogiorno, la giornata di domenica, ma anche a sera. Per tutta la durata della festa verrà servita la speciale birra del birrificio artigianale trevigiano, sicuramente da provare. Andiamo alla sagra del 1 maggio di Malintrada, si chiama sagra del 1 maggio ma si protrae comunque anche per questo weekend fino al 4 maggio 2014. Durante le serate di sabato e domenica funzionerà lo stand enogastronomico con polenta, costa, luganeghe e altre specialità locali, pesca di beneficenza con ricchi premi, per cui cercate sagra 1 maggio Malintrada se siete interessati a questo evento. Un'altra festa degli asparagi e ci spostiamo un pochino verso Gorizia, siamo invece qui a Fossalon, festa degli asparagi per questo weekend nelle giornate dal 25-27 già passate, di cui vi abbiamo già parlato, ma anche appunto questo fine settimana, un'iniziativa organizzata fin dalla nascita, voluta da Coldiretti di Fossalon e dalla Proloco di Grado, una tradizionale festa degli asparagi, quella di Fossalon, a cura della sezione Coldiretti e della stessa Proloco. Maggiori informazioni all'interno della locandina. Andiamo alla sagra delle rane, andiamo a Rivis, l'abbiamo già accennata in occasione della marcia che si terrà domenica. Vi è però, come dicevamo, un intero contesto di festa e festeggiamenti a Rivis al tagliamento di Sedegliano in provincia di Udine. I festeggiamenti si terranno nel parco naturale del fiume Tagliamento, in particolare a voi interessa questa domenica e la successiva perché gli eventi precedenti sono ormai passati, potrete trovare comunque sempre la concina aperta anche a mezzogiorno nella splendida e verdeggiante area del parco naturale sul fiume Tagliamento. Si tiene quindi questa sagra rinomata delle rane a Rivis di Sedegliano. Stand enogastronomici con migliori specialità a tema, rane fritte ma anche calamari fritti, pollo allo spiedo, patatine fritte, formaggi locali, prosciutto doc, hot dog, hamburger, kebab, funghi, frico, bistecca alla milanese, vini sfusi in bottiglia, bibite varie, birra alla spina, gelati, caffè. Quante sono le proposte culinarie? Sono davvero tante quelle enogastronomiche per questa festa. Maggiori informazioni nel nostro sito, ma se volete andare direttamente nel sito loro, quindi dagli organizzatori, digitate www.sagradellerane.it. Davvero molto semplice questa URL da scrivere e da poter scoprire. Andiamo alla festa dei fiori, ma questa volta quella di Primulacco. Primulacco è la 41esima edizione della festa dei fiori, una mostra e vendita permanente di fiori, piante d'interno e giardino dalle 9 alle 20, un'intera giornata dedicata con fornitissimi chioschi e una ricca pesca di beneficenza, forniti chioschi, specialità alla brace, serate danzanti. Ovviamente potete trovare anche la mostra a mercato, una mostra e vendita di fiori, piante interno e da giardino. Per tutta la durata della manifestazione, mostra a mercato a fiori piante che rimarrà aperta, come dicevamo, ve lo ricordiamo, dalle 9 alle 20, quindi in qualsiasi momento della giornata vorreste fare visita a Primulacco, potete organizzarvi digitando anche l'indirizzo www.festadeifiori.com o nella locandina, come dico sempre, nel nostro portale web. Andiamo alla Maratona d'Europa per gli appassionati del genere, o spazio quindi agli sportivi, Gradisca di Sonzo, Trieste. Questa è un'importante maratona, veramente per i più allenati tra di voi che volessero parteciparvi. La Bevisela 2014, l'evento sportivo più partecipato, ha riscontrato un grande successo, ma ora abbiamo questa 15ª maratona d'Europa. Si tratta di 42 km, 195 ore 8,55 partenza
atleti disabili da Gradisca di Sonzo, ore 9 invece partenza maratona da Gradisca sempre di Sonzo, 19esima maratona d'Europa in 2 castelli, quella invece di 21 km alle 10:15 che si trova e si svolge a Duino, Trieste, trasporti alla partenza tramite mezzi dell'organizzazione, autobus dedicati per la festa, quindi maggiori dettagli cercando Maratona d'Europa. Sagre dal Cunin, la sagra del coniglio è la caratteristica sagra di Castions di Strada, quindi alle porte di Udine. Prima di arrivare alla città, un pochino prima, vi potete fermare e trovare questa sagra che si protrarrà non solo questo weekend ma anche fino all'11 maggio, quindi anche la domenica successiva potete trovare i festeggiamenti, anche se avremo modo di ribadirlo nei prossimi eventi in pillole del nostro sito. Maggio castionese, quindi nona sagra del Cunin, Piazza Libertà, Castion di Strada, provincia di Udine. Tradizionale festa paesana con svariate iniziative quali mostra fotografica, potete trovare anche convegni, motoraduni, marce, il tutto per fare da contorno al coniglio protagonista della cucina, preparato secondo le ricette locali. Sagre dal Cunin nel comune di Castions di Strada, scusate. Andiamo al Festival di Musica per Bambini e siamo quindi nella città di Trieste, la 6ª edizione dal 30 aprile fino al 28 maggio, quindi un mese intero dedicato a questo Festival della Musica. Il programma e anche la descrizione è davvero lunga da dire per queste pillole, quindi vi rimando a tutte le descrizioni e nella locandina. Proseguiamo, andiamo invece a Fiaschetti per qualcosa di più veloce da raccontare. Abbiamo il Maggio Fiaschettano dal 29 aprile al 18 maggio, quindi ancora 2 weekend di festa a Fiaschetti. Abbiamo una fiera di importanza regionale perché da tutta la regione sono moltissimi friulani da vicino Veneto orientale che fanno visita a questa importante festa che è diventata ormai il punto di riferimento del settore. Durante la fiera, come di solito, saranno presenti numerose manifestazioni quale mostra di trattori d'epoca, passeggiate didattiche e non ultima la mostra agroalimentare e dei vini tipici. Ballo, ampio parcheggio, specialità gastronomiche, griglia mista con polenta, imbracciola, bistecche di tacchino con polenta, costa, salsicce come detto, ma anche rane con polenta, calamari, baccalà, lumache, seppie in umido. Insomma, le proposte sono davvero molte. Andiamo e proseguiamo con Nereo Rocco, città di Gradisca, perché vi è il torneo internazionale. L'edizione del torneo internazionale Città di Gradisca prevede la partecipazione di ben 28 squadre. Si partirà ufficialmente il 25 aprile, quindi evento già passato con le varie gare, ma potete trovare anche le altre manifestazioni attraverso i nostri eventi. Sagra del vino, ancora una volta vi parliamo di un'importante sagra ed è quella a Casarsa della Delizia. Ci stiamo spostando quindi, come avete capito, in provincia di Pordenone. Primavera di colori, sapori, emozioni. Da mercoledì 24 aprile fino al 6 maggio 2014, tradizionale festa di primavera che è giunta alla sua 66esima edizione, organizzata dalla Pro Casarsa insieme al comune casarsese, alla cantina La Delizia con il contributo di varie istituzioni. Il prodotto principe, ovviamente avrete già indovinato, è il vino, quindi per gli amanti del genere non solo prodotti culinari da mangiare in gastronomia, ma anche ovviamente assaporare dei prodotti locali proposti dalla Delizia e delle cantine limitrofe a Casarsa come appunto i migliori vini. Allora, per maggiori informazioni, perché il calendario è davvero lungo, per la Sagra del Vino di Casarsa e la sua 66esima edizione potete vedere il nostro sito, come sempre, ma potete digitare anche l'indirizzo specifico, ovvero www.procasarsa.org/Sagra del Vino, oppure accedete semplicemente a Google e digitate Sagra del Vino Casarsa e avrete sicuramente tutte le informazioni nel sito principale e poi vi comparirà in seconda e terza posizione il nostro evento. Andiamo ancora a qualche evento, poi abbiamo quasi concluso per i principali eventi. Percorsi circolari, andiamo in un evento un po' alternativo rispetto alle solite sagre ed è quello di Stolvizza. L'associazione Vivi Stolvizza organizza a Stolvizza di Resia Sentieri di Stolvizza. Come da programma il progetto Sentieri di Stolvizza è un'innovativa proposta che ormai da 13 anni veicola su Stolvizza di Resia centinaia e centinaia di appassionati
che si recano a questo evento e prenderà il via sabato 12 aprile, quindi è già partito da un bel periodo, e saranno 4 però in totale i tracciati messi a disposizione. Attenzione, perché vi è lo Stonco, il Collaudato, il Giovane e il Nuovo. Sono diversi percorsi di cui la descrizione non posso ovviamente intrattenermi ora a riportarla, ma la potete trovare all'interno del nostro sito nei minimi dettagli. Cercate l'evento Percorsi Circolari Stolvizza nel nostro motore di ricerca. La festa di San Marco e la festa di Fossalta Maggiore a Chiarano dall'11 aprile fino al 4 maggio, quindi ultimo weekend di festeggiamenti. Se non volete perdere questa importante festa, non solo una festa, qualcosa che resta anche qui, un momento di festa, condivisione, specialità gastronomiche tipiche, sagre paesane, ma anche eventi di cultura e tradizione popolare. Vi do un indirizzo diretto, vi do una dritta, ovvero se voi digitate www.fossaltamaggiore.it trovate tutti i dettagli all'interno di questo sito, oltre che nel nostro portale internet. Andiamo ancora a Trieste, andiamo a Concerti in Castello 2014, sono molti i concerti che potete trovare, ma in particolare fino al 24 maggio di quest'anno numerosi gli eventi musicali per gli appassionati. Il Castello di Miramare apre quindi le porte, sono già state aperte ovviamente ad aprile, con la musica classica, con il Festival dei Concerti in Castello, giunto alla 4ª edizione. La Sala del Trono del Castello di Miramare sarà la splendida cornice ricca di storia, ideale per ospitare concerti di musica e classica. Il Concerto del Castello 2014 quest'anno propone un cartellone variegato che volteggia attraverso pagine più note di grandi compositori, fino a vere e proprie rarità musicali. Se siete interessati a questo evento, cercate Concerti Castello 2014 Trieste. Ancora profumi di primavera sul Natisone, una bellissima iniziativa che vede coinvolte tantissime attività, con una lunga lista di ristoratori e di ristoranti che trovate nel nostro sito. Cercate profumi di primavera Natisone, coinvolge ovviamente tanti paesi, come vi dicevo, ve ne accenno alcuni: Grenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone. Ancora uno sguardo alle mostre in Friuli, vi è un importante concorso fotografico ad Attimis ed il suo territorio, la natura in un click, Porzus di Attimis, dal 1 aprile e vi si porterà fino al 15 luglio, per cui avrete sicuramente tempo di fare visita a questo concorso fotografico. Porzus invita, concorso fotografico Attimis e il suo territorio. Maggiori informazioni www.porzus.it, davvero molto semplice e veloce da digitare. Esposizione ancora presso il Museo di Storia Contadina di Fontanabona di Pagnacco. Questo è un importante evento che potete trovare nell'antico borgo di Fontanabona, una piccolissima frazione a Pagnacco in provincia di Udine. Un museo di storia contadina di Pagnacco all'interno di edifici risalenti al XVII secolo. In questa sede viene proposta l'esposizione di una ricca collezione di oggetti legati alla tradizione rurale, come mobili, suppellettili, ma anche ceramica, attrezzi per il lavoro dei campi e la cura del bestiame. Una specifica sezione è dedicata alle attività tessili, il coordinamento degli eventi e l'apertura al pubblico sono gestiti dalla Proloco di Pagnacco. Anche il 2 novembre vi organizza la festa del pane e delle castagne, quindi a fine ormai estate, a ottobre, ad autunno inoltrato, perché ci troveremo a novembre, un altro importante evento da riscoprire con sapori tradizionali. Ma intanto ci focalizziamo sull'evento di questi giorni, che è appunto l'esposizione del museo presso Fontanabona, un piccolo paese di Pagnacco in provincia di Udine. Maggiori informazioni digitate nel nostro sito, l'evento che vi ho appena riportato. Ancora una cosa, vi voglio parlare della 30ª mostra internazionale di illustrazione per l'infanzia di Sarmede. Siamo in provincia di Treviso, quindi siamo leggermente fuori regione, ma potrebbe essere un evento che io lancio come proposta per i più interessati. Sono molti tra di voi che sono anche disposti a viaggiare per gli eventi migliori, quindi una mostra internazionale, quindi di letteratura davvero ricca e importante, di illustrazione per l'infanzia. Si tratta di un tema dell'anno del Bosco della Baba Yaga, fiabe dalla Russia, via Mistruzzi 4 Venzone, oppure dal 23 marzo al 4 maggio, quindi avete ancora tempo questo weekend. Una selezione della 30ª dell'evento di Sarmede. Il tema dell'evento è il Bosco, come detto, di Baba Yaga, fiabe dalla Russia. Circa
150 tavole originali create da artisti di fama internazionale per illustrare libri per ragazze, visite guidate, laboratori creativi per le scuole e istituti di ogni ordine e grado. Vi ripeto, se vi siete interessati, si chiama 30ª Mostra Internazionale dell'Illustrazione per l'Infanzia di Sermede, provincia di Treviso. Abbiamo concluso per le pillole e i consigli di questa settimana in Friuli Venezia Giulia, come avete sentito e visto non solo in Friuli ma anche il vicino Veneto orientale e qualcosa anche dalla provincia di Treviso. Vi rimando quindi alla prossima settimana, continuate a navigare nel nostro sito, grazie mille per l'attenzione e le visite che continuate a farci, siamo felici e fieri di portarvi tutte le iniziative della nostra magica terra Friuli Venezia Giulia. Ladies and gentlemen, la fiesta comienza. Let's go! Digita, clicca, friulilanotte.net, il portale degli eventi e sagre in Friuli sempre aggiornato. Porque esto es Fiesta and let's stop party tomorrow. friulilanotte.net, un ricco calendario di feste, manifestazioni, concerti e spettacoli. Friuli la Notte è il portale numero 1 degli eventi in Friuli. Oltre 50.000 accessi mensili. friulilanotte.net è facile, veloce. Digita, clicca.